Saluti a tutti su questa puntata di Artista se un l'on più su a Semini. La è un'amica, artista, cantanti e amica mia però, Sandra Digas. Saluti. Saluto a tutti. Dunque, sei un domo tu in Assemini, ma è strano che tu hai però del bivi in noi, poi da bivi sono vai in Assemini, poi in Summasu e poi mo in Germania, de Medasannos. Deu apu biviu sempre in Elmas, in Summasu. Poi abbiamo comprato una domo, a pagata Augusta, mi sono comprata questa, ma sempre con l'intenzione di tornare in Bidda. E poi ci sono tornando pure, non è sapere dire. Se andare, vivo in Germania De cant'anno sei in Germania? Casi, punti casi 7 anni, 7 anni. faccio 7 anni a settembre. Poi ti sei cogliata con un Poi mi tedesco. sono cogliata con un tedesco. Questo è un musicista, come si dice? York. York. È un musicista e poi si offendi pure musica impari, musica sarda, si offendi concerti pure in Germania di musica sarda. Ho fatto pure un'associazione tra Sardegna e Svevia, poi sul luogo in cui vivevo e sa Svevia. Dunque cantai, si suonai, fate manifestazioni, concerti. Certo. Ma York è venuto noi mera volta, poi devo sapere pure suonando con tu, te sei musicista, cittotto, che suona su violino, mi vale. Su violino e su strumento su, e poi suona pure sa cornamusa. Suona box, si narra su nome preciso. E questa cornamusa che non tocca da suai, ma tieni di questa tadananta, questa cosa. Tieni su sacco di saria. Sì, però può da gonfiare, toccherà da suai o da prendere? No, da prendere con un fodde. Tocca da. Da bene. E poi si arrenesce e quando uno tiene così la unedda, si pone con questa cornamusa e poi vai un pacchetto di. E infatti tu con Yorgas cantavo pure, io a suonare questa cornamusa in Bidevuzzi, in Merasanno Saoi, mi pare via sul 2014, e suonavo un pari con una festa di canti di canne, e poi io si agattavo su pure alcune immagini, la mandavo e tutto. Ma cominciamo a contare ai spettatori cosa nostra sul canale 172, che mai si può abituare, su ogni domenica, noi presentavo, conoscevo, andavo a Dommo, dei artisti sardi, poi attovia e poi ti fai contare questa storia cosa anzoro. E questa storia artistica cosa tua è troppo bella, poi tu ha cominciato con questa grosità di Limbas, sa limba sarda, ma non uscite sa limba sarda, poi ti sei laureata in Roma, all'Università romana. Sì, l'UNSAS universitari, mi sono laureata in inglese sa lingua principale, sa seconda era tedesco, e poi su tedesco è diventato sa prima lingua. Infatti mi immagino. Ma a me piace sempre, mi sempre piace sa lingua, sa lingua e sa cultura, in generale scultura sono parecchio particolari, sa Sardegna naturalmente sa terra mia, ed io per esempio dentro una grande passione, de Vittichedda, mi ricordo di Vicciocchedda, quando ci era questa festa a Manna in Bidda, in Summasu, vi era questa festa di Santa Caterina, che noi sa patrona, sa co-patrona, ma era questa festa per Manna, dovevamo sempre andare quando ci era sul gruppo folk, e facevamo pitica, fino a zaccando voi, siamo stati a Deu e Totto. Sei entrata in questo gruppo, anzi, questa famiglia cosa tua, tu gestia del Totto, poi mi a Mario Lica, sei uno storico, esponente sul mondo del folklore in Sardegna, poi te sei fondatori del Succioff, vai tutto un scanto, manifestazioni in ogni luogo sul mondo, dunque è stato in Portumano. Però lui sempre un po' su un discorso dei Limbas, tu hai cominciato già a 17 anni a fare corsi in scuola di lingua sarda, di cultura sarda, di canto sardo, dunque ha cominciato come insegnanti di un corso normali curricolari, però lui ha fatto un mero progetto sullo Sarimba. Ha fatto un mero progetto in Pius, ma anche su Siotto po' Viciocco Soprumannus. Meda po' Pius e le scuole elementari e si scuola sa materna.
È stata una bellissima esperienza con Pipiu su za macchina dopo questa cosa, sa voi in una scuola su progetto Viera Manno ho fatto pure su CD, su film, e spiccioccato su vianta mamma Savuro, vianta tutto su mera entusiasta. Pregiata, di questa cosa. Ma via bello soprattutto a dove vai entrare in questo mondo. Di conoscenza di sarda, sì, di poi questa cultura sarda e tutto, non c'è di sa limba. Certo, questa cultura sarda, poi ci viene ciò che che proprio banco comprendi anta su sardo, Sì. quindi tocca prima di spiegare, ti viene Sì. cantendi e poi adesso fai cantare. Dunque, sul gruppo tu hai andato di Bragia da in Summaso a Castiai, il gruppo folcloristico, poi sei entrata a entrare sul gruppo come danzatora, ma subito in Gunis hai scoperto che tenis una voce bella e ci cantai o cantaste di prima? Come ti succede? A me mi è sempre piaciuto a cantare. Mi raccontano, mi contano i monjas adesso dell'asilo, quando avevamo pipiè da 3 anni, che mi ponevano a pizzo su banco di scuola e sapere e mi ponevano a cantare, spicciocche di pianta ascoltare in asilo. Poi, cosa di arrivi, poi quando spipioso, naturalmente spipioso a Roscianta, poi spipioso non ci davanti, in si ponevano a fare garage, a giocare e devo mi cittemo, perché non mi ascoltano, non dobbiamo cantare. Quindi sto cantando, veramente tengo registrazioni che avremo 3-4 anni, registrazioni non ho fatte in domo. Non da spade ubili, no. Invece che quando mi ha qualcuno manna, quando è diventata professionista, questo me lo gano. La studiavo su Monovis. E quindi quando devo entrare in suo gruppo, all'inizio non potevo manco parlare, perché teniamo i mannusu e i spipiusu. Noi abbiamo paghetto prusata, ma non è che si cresce a mera, ma quindi abbiamo obbligato mamma mia ci mandare sorri mia pitichetta, tenia 5 anni, 4-5 anni, e devo andare con essa e ho imparato, devo pure a parlare su parlusardo, fino a quando poi sono entrare proprio in suo gruppo. E devo, sono stati appena proprio mia volta non fare sono coro. E insomma, abbiamo organizzato e abbiamo Paoletto Zicca, si era Zighi, mi era bene, sono bello coro. E dei Paolo, ascoltando i voci di ognuno, hanno tu vorrei fare questa solista e da lì c'è È cominciato di Aici. sì, ha cominciato di Con Aici. Paolo Zighi, cioè isso si sta accattando di questa qualità di voci che tenia, e dunque bene, tocca da tornare grazie dunque a Paolo Zighi. Assolutamente, si dà sempre in aula. Sandra Liga si è diventata una cantante, poteva andare internazionale, perché lui ha cantato in ogni luogo, non scetti, noi in Sardegna, in sul mondo, poi che sei in Germania, si cantando in mera ancora spuro, ma tenevo fotografie se capo di Ubirite quando si è andata in Giappone, a Tokyo, quando si è andata in Argentina, in Germania, in Inghilterra, a Los Angeles. A Los Angeles abbiamo incontrato la buonanima pure di Franco Columbu. Ah, sì. Ieri intendi che ci via da questo concerto sardo e abbiamo così a Sacatà e mera gentile, è una persona veramente... Tu conosci bene, è un amico caro, è stato un amico caro. Io sono andato un po' all'online, sapete cosa sua, quando tanti donavano un riconoscimento, tanto ha riconosciuto questo premio, questa carriera, per tutto questo che ha fatto, e dopo dentro sono rimasti dei consulenti musicali e culturali, quando ha girato un film in Sardegna, Ancient Warrior, una cosa sì, e devo appositivo per questa parte della musica, del gruppo, dei maschere e tutto quanto, dopo una questa cosa giudo, non da scemo, una cosa bella. Dunque, torniamo a Sandra, quindi ho visto che lui ha girato tutto sul mondo, cantando, vendi cose, e del coro si è passata a diventare solista, ma tu, quando hai cominciato, cantaste canti tradizionali, questo su chi canta io prima di lui,
Maria Carta, Elena Ledda, cioè i Certo. grandi cantanti sardas, no? Poi però a pago tu hai cominciato a scrivere poesia, canzoni e tutto canto. E dunque sa discografia cosa tua come testi? Tu hai cominciato, tenesi già due dischi su scetti po' conto tu. Po conto mio, e vunti su primo vera scetti tradizionali, venta canto su, is chi conoscenti tottus. In s'altro disco che penso Come si intitolai questo primo disco? Bente Notte. Ah, bene. Dunque, questo primo disco vi ha tutto tradizioni. Tutto canto delle tradizioni. tradizioni. E poi però Deo ha scritto cosa mia, sa canzoni mia, sa musica puro, sa musica e poesia, e poi un amico mio che è arrivato, che Maria Giorao Mera vai questo disco, ha scritto Mariano Puzzolo, che ha scritto Mera di queste canzoni sicuro, e ho deciso di fare Suo primo disco su come primo disco autrice. come autrice. E infatti da si intitolava Undas, proprio se non mi ricordo male, perché Tadeo ha presentato una volta in tante trasmissioni che si vegna. Undas fia poi questa cosa su riferimento ai sumari, mi pare, no? Sumari che hanno volta da gente, di volta cultura, di volta sa musica, di volta a tutto canto, in questo secolo e secolo. Ed è ne uso in Sardegna mera influenza sa de Doni Avatti, poi è stata un'isola visitare de Doni Allò. Donna Galera Donna Reggenti. Genia e venia a noi. Undas, dunque sei su disco che t'assimbilla de bruso, e te noi ci sei studia into, ci punti i scosa Certo. tua, sei sa ricordo de picciocchedda, i sensazioni scosa tua, ha fatto Ho proprio scritto tutto. una canzone proprio dopo scritta con nonna mia, poi a iaia mia, poi Thais avviara pure cantanti in domo, però issa sterriamo tettus e via ballerina pure. Dopo imparavo a badare in primo con issa. Si cantava questa melodia 7, 7, 14, 7, 21 e noi imparavamo a badare. E poi questo ricordo tipo, per me era importante, sì. Pure possa amore per questa terra Infatti e questa cultura. in questo disco ci punti 8 canzoni che punti 8 cosa tua, e Sì. poi ci ne punti uno scanto 7-8 mi pare che punti tradizionali, sì, ma lui ha tornato a vestire di nuovo con sa musica, Sì. no? Con sa elaborazioni. Chi diventa il musicista che suonando con tu in Sandus? In Sandus ci via da Mariano, Mariano Puzo, il Nau. suo chitarrista che ha scritto una canzone pure. Massimo Verra, mi Massimo pare. Verra, ha suonato Orlando Magia pure. E pure ci piace pure Deiano, come si dice? Diego Deiana è un bravo violinista, io sono figlia a intro della musica sarda, ma si dà pure domandato de Pragiumera, entravo proprio in questa atmosfera, in suo coro di questa musica, e ci ha riposto una bella parte cosa sua. Infatti, E c'è, non mi lo scaresci di Bruno Camedda. Certo. Bruno Camedda che per questa occasione, dopo una sicuramente è diplomato in violoncello. Però sa gente tu conosci come fisarmonicista che è bravissimo, ducioso. Ma da pura mi era pragi che lui sta suonare su violoncello, ma è di ora che non tocca che già sei buono, e ha fatto e si verrà divertito pure, e è stata una bella cosa. E noi questo disco che stiamo vedendo, questa copertina, questa fotografia l'ha fatta Emanuele Garau, che è un altro artista masesu e sicuro, sono grandi amici. Di Arereu, questi di questa zona su Montiferru, però di Scano, mi pare questa zona e tutto, però vivi in Summaso. Vivi in Summaso, e mi raggiuravo su queste canzoni che punti il logudorese, volta naturalmente Deus Campitanese, questa è la lingua mia, ma queste canzoni che canto di questa tradizione logudorese, a Giurumera di Ma Emanuele tutti gli Garau. artisti, come tutti i cantanti, cantare questo, chi esti,
repertorio della Sardegna, mancai rielaborare come ha fatto lui. Ma ricordo che questo disco è su 2013 e su 2013 lui ha fatto un concerto umano, bello, una bella partecipazione a Iglesias e dunque se non so devo registrare tutto questo che hai fatto, dunque se mi era piaciuto a fare il video, faccio tornare a dire a tu è su 2013, dunque sono passati già 17 anni, dunque che stava per spicciocchetti danzando su e i suonatori si devono ci via da Ingunisi Massimo Verra, Mariano Buzzolo e Diego De Iana con sul violino. E dunque stiamo su un po', ascoltavo se dunque stiamo su un po', poi tornavo a Domo di Sandra Liga, se noi in assegni. Commenti venuti prima tornavo a Domo de Sandra Liga, sapevo questionare, conosci meglio la sua carriera, ma Anna che ha fatto? Commenti cantanti, questa cosa bella di Sandra è che essa sta rennescia quantai, questa uno scanto generi musicali differenti, dunque a rennescia a cantare canzoni internazionali in inglese, in tutto il lingua, che essa conosci, la ristudiamo, la musica jazz, poi testi specializzata in questi generi musicali e su canto di questa tradizione in due maniere, questo tradizionale e questo di rielaborazione. Dunque di avere una vita piena di musica, di ogni galleria di musica, ma questa che piace di usare tu, te su jazz, sa musica internazionale, sa musica sarda, ti fai bene su, te posso suonare, questa emozione, questa gana di cantare e di bivi intensamente, Castia non è una questione di musica americana, inglese o sarda, questa musica per me è sa vita. Mi ha una grande emozione, mi nanta sempre, devo sempre, adesso sono che tu timida, mi si ti vuoi a cantare, no, come cantai, devo entrare in un altro mondo quando canto. Ci sono canzoni che mi piacciono, canzoni che non mi piacciono, ma devo suonare che per me questa passione è questa musica, e questa musica sarda, forse si è una cosa più parte di me. Dessa storia mia, dessa gente mia, questo mi onora sicuramente forse si possono avere un punto in pruso, certo. Per questo, perché stivati
parte di me, dessa cultura mia e dessa storia mia. E quindi, però, questa musica a me mi piace tutto. Tipo, io ho scritto canzoni, sì, non da sconoscere nessuno, ma ho scritto canzoni in inglese pure. Ecco, però fate su una cosa, siccome tu devi mancare da tenisi, in modo da ponere sicuramente fondo questa canzone in inglese, mi dà donna, No, Massimo Pinna ci da vuole no, puntare. non si da posso donare, poi non da tengo deo, da registrare in uno studio non da può mai E picare. dunque, Sanuta, Mi dispiace. mi dispiace. Questa Massimo è bravo, ci pone tutte queste cose, poi ti ha fatto bene fotografie, secondo io questionario, dei logos che lui Tengo, a su chi ti visitare. posso donare, forse funti canzoni non scritte da me, che ho cantato, ma non è Gente proprio ne cosa. usa di cose. Poi Non è ne usa proprio altre. Poi da lui, come discografia è un now, questo duso disco, su un das cose importanti, poi è questo che di adesso, si mi rappresenta. sospirigo cosa tua, in noi ci sei tu, in totto i canzoni, dai Danzighedda a Conto Iandai, Conto Sdeno Crei, a Canta, Sanima in Subentu, Dei Nattu Bio, in Moi, Undas, diventa tutto canzoni scritte de Sandra e poi tutto questo che è un now, delle rielaborazioni, dei canti tradizionali. Ma lui ha partecipato a diverse compilation. Poi Sardinia Canta ha posto in modo se obiendi sa copertina in una collezione ha posto fra tradizioni e innovazioni ci ha posto a Tui, Bertas, Rossella Fa e tutto i Tazendas e tutto canto dunque sesi in noi ma ci vuole stato altro da ballo bello mera questo che ha fatto con Franco Madao. Con Franco Madao io ero organizzato un bello festival po' s'ambiente, che poi un argomento mera Certo, poi è di attualità, di attualità, tu con isso sta cominciato de mera, questa sì, cosa in caliano ti da ricordo, casti, troppo troppo tempo è passato. troppo tempo, forse sì, uno non mi dà ricordo, Vabbè, però, sa verità, già è de mera, adesso non scanto de anni a oggi, de sicuro. manca di Manca veruso. de veruspuro. E questo oicos, un concerto e un disco. Sì, ho fatto questo concerto, diversi artisti, diversi musicisti e poi da questo concerto vi era Bessiuro su disco Oikos, concerto per l'ambiente, questo vi era su titolo. Poi ha fatto una cosa bella, sempre torrendi a Sammico Emanuele Garau, che con isso ha scantato in suo disco che impari a cappiavo a suo libro Tracce di Sacro. Tracce di Sacro. E dunque se fatto... ha scantato cosa sacra, immagino. Certo, abbiamo cantato su Sagida Santa. Sagida Santa, bene, bene, bene. Dunque, però, commente registrazioni, sì. Tu, l'ultima cosa che hai fatto noi in Sardegna, volta tu, andas e torras dei noi, l'ultima volta che si veniva in Sardegna, mi pare che sia quest'estate. Su mese Treula, mi pare che sei andata a Quarto Sant'Eleni, poi questa grande manifestazione che organizza sul gruppo Città di Quarto, con Gianni Orru, che è il direttore artistico di questa manifestazione bella e che è Ciampitta. E questa cosa bella di Ciampitta è che in Gunisi andano, non c'è tutto gruppo internazionali, c'è tutto canto, ma questa cosa bella è che ci vunti cantanti si sardus e dunque quest'anno hanno ospitato proprio Sandra Ligas. E mi è da piacere fare biri a tu e agli spettatori questa partecipazione che hai fatto e ti da ricordo con chi ha suonato? Che ne via da chi ha suonato con tu? E ho cantato con sa musica registrata. Ah, musica registrata, sì, dunque su una base. Sì, insomma, Bieus e tutto, Bieus ascoltato questa canzone che ti hanno fatto Duso, mi pare, poi Bieus, Massimo Pinna andare a scioperai una, da Munta, del nostro da Bieus un pari, e poi tornavo sempre in noi a Domo Dua. Cantavo scaldo con la salsa terra, su marivi su.
su de miro nai andire nora miro nai esapu vai su vento gindi lompide tempus antigo su Yande miro nai andire nora andire yande miro nai cantamos cando vola sai saberra su mari vigamos nora miro nai andire nora andire eu sacicai de pivi in pagi gucchini noi di attesa ribarà Dunque, secondo i basi 78 che è bella questa registrazione che ha fatto in quarto, in Sarena mi pare che In Sarena, sì. sul logo che ha registrato. Grazie a Gianni Orruca, mi ha donato questa registrazione del videolino, che posso mandare in trasmetti su canale Cosa Nostra. E dunque, Sandra, tu è mera partecipazione, sì, ma compilation, una bene cosa che ha fatto e ha cantato mera con artisti sardos e internazionali. Sì. Chi è che ti ha atturato, mancai de bruso un su coro, con i gusti che tu hai cantato, a condividere sul palcoscenico? C'è un artista che mi piace mera cantare con isso, con issa, poi ha cantato con mera gente, anzi si da ricordato e tutto, ne voglio ne qualcuno, se nunca sa, nada mi lui, cali è questo artista che ti piace de bruso, cantare con isso o con issa? È un po' difficile ad un'ai. Forse si posso che appunto una grande emozione cantai con Andrea Parodi. E ti viene in Rocce Rosse Blues? Rocce Rosse Blues. E ci viene Aldi Meola in Cunisi. Ha cantato con Aldi Meola sa chitarra e per me questa è stata una grande emozione. E Andrea con me è sempre stato mera gentili, accoglienti, se posso dire. Già mi da ricordo, mi pare che sapevo presentare De Vettotto e dunque sa uscito bene. Isso di stima a me, di mera stima di lui. Mi hanno ho scritto una canzone che sta in questo disco in Undas, Danzighedda, adesso di piacere a me questa canzone e mi hanno da pozzo vai in genovese, poi tai su via metà di... E appunto per me è un onore che tu da fai, sì. Poi però sceso commentando questa cosa, noi usiamo tutto a fare questo progetto, però per me è stato un grande onore che mi ha domandato di fare questa canzone in genovese. Rocce Rosse Blues. E Rocce Rosse Blues. Aldi Meola che è stato premio Albo d'Oro del premio Andrea Parodi che aveva dato 2 anni, quest'anno faremo questa 30ª edizione, e tutto di musica, di world music, è uno dei premiati, via proprio che in un anno a noi, via proprio Aldi Meola che è una persona di adero su. Bene, come tutto, sì, gli artisti a mano. Gli artisti a mano sono punti complicati, sono una persona veramente a sa mano. No, proprio... questa gente che non balli nuda, che si torna l'aria, ma gli artisti a mano sono già punti bella persona. Ho fatto una bella chiacchierata, che siano le musiche, è stata una cosa emozionante, per me, poi sì. Poi tu, un artista mondiale. Grazie adesso già poi sa ragionare bene in inglese pure, dunque sei in americano. Esiste in inglese. Dunque da gusta è. E invece sì, no, e poi mi stanno. E poi una cosa, un conto, una cosa particolare che cantavo in Tokyo. Devo arrivare e siccome ci era una delegazione di Sardegna in questo teatro ci era una cantante lirica giapponese che era da puntende di atteso, appunto non poter riposare, i fantasonenti non poter riposare, e per si chissà dantina po' benvenuto. Devo arrivare e mi sono stata questa seconda voce con questa vera cantante
e ci viene sa pianista, minarara, a questione giapponese, insomma, due sono fatta in pari. Ah, te cosa bella. Sì, è stata Stava il una... Caucano da tenere non da tenuta questa registrazione, ma è stata una bella cosa. Tenevo Il suo una teatro... fotografia tu a Tokyo. ma no? sì, una fotografia perché di atteso, non ti tengo mera, però è stata una bella cosa, in sassa pianista mi ha domandato di cantare con essa, e ho fatto, torno a primizia a questa prova, e adesso cantare in pari. Questa mai con notta, mai via, mai con notta. Vabbè, È stata una bella emozione in questo teatro Mannu, un teatro imperiale di Tokyo. È stato di avere una cosa emozionante. A proposito delle emozioni, scusa tua, ti domandavo, cari artista, ma un'altra cosa che ti è staturata in Sugoru è un luogo dove tu hai cantato, non in Sardegna o in su mondo, cari è sul luogo che tu ti ricordi d'ogni tanti e ti torna a sa memoria questa cosa bella, cari è sul luogo dove tu hai cantato e questo è su un certo cosa mia è questo. Questa è una domanda. Beh, voi ti punti in mera, è una domanda sicuro. difficile in mera, non devo, per essere verità, non devo scegliere un luogo. Mi piace un luogo, non tanto che via su un concerto mio, ma sul luogo, un luogo che appunto Augusto era sì bello, fai un concerto Mannu in noi fia da su teatro in su Danubio in Budapest. Deu apu cantau, ci viera su gruppo Buru, su gruppo Sommaso, e deu apu cantau come solista. Un teatro che viera era una meraviglia, un'isoletta picchedda in su Danubio con tutto i mattasa, sa scenografia diventa mattasa, mannasa, birdis, dopo de Sarrio, Osannai, un mare di gente, così era un luogo, non era un concerto mio, scetti mio, ci viene altra musicista, altra cose. Però questa è staturata. Però e poi dopo questa musica sarda e pragia mera, io so dentro un grande applauso, chi vuoi manti buffo intervista in televisione, cosa in soro. Bene. È una cosa bella questa, sì. Invece si muovi in Germania, tu sei cantante, ma asi tornava come sai, come maestra, come insegnanti in scuola o no? In Germania ti sei facendo? Io insegno italiano, imparo italiano a persone, non a PPE, a corsi a gente in manna. E canto sempre, sono sempre cantando, quando capita che viene in TV un musicista da Sardegna, sto cantando sempre con il Massimo Perra, Andrea Pisu, Daniele Cucco, altro a seconda del suo concerto come testi, e tengo poi però un gruppo puro di musicisti tedeschi con Jorg sono sempre anche con i sardi, ormai integra. Dopo vedere uno scanto video su registrazioni, se non dicesti Jorg. Però tengo pure un altro chitarrista e uno contrabbassista e uno che arrangiamento diverso, poi scomprendi che non funti strumenti sardo, però sa cosa funziona e che se stati avuto seriara per cantare quando è venuto su ministro degli esteri della Germania. È stata per me una cosa mi intendi in un concerto per Natale, per Paschigedda. E mi hanno a questo incontro ed è stato bello mera, poi il ministro poi ha incominciato il suo discorso con l'Europa, poi da non famo tedesca, eppure famo in Gunisi, in un convegno come te chinai questa cultura, vorrei sempre, la gente si vorrei sempre incontrare, è stata una bella esperienza con Savuro. È una cosa bella, visto? Sì. Io qui sono di Jorg e devo ma voglio fare bere, moi domando a Massimo de Montai una roghedetto di questa manifestazione che ha fatto un bidebuzzo nel
2015 mi pare, Mi pare di o sì. 14, no, 2014, Audici via sta lui, che rappresenta io sta Sardegna, e Francesca Incudine invece canta io in siciliano, via da un confronto con i due isolas, e dunque di bio spagovago una roghetta, dove ci intendevo su Santa Liga Scantendi e Jorge che l'accompagna. Nascitesti in saga panna, poverina de Betlemme, in sa notte vino al manna, de sughero salvare. Gloria, gloria, cantano in cielo, luoghi dos angelos pros alture, paga e vittoria salvano il cielo, anima povera cantando te. E in giro a sa vita de angelo si vaga, una roma preferita, violente la luva. Gloria, gloria, cantano in cielo, luoghi dos angelos pros alture, paga e vittoria salvano il cielo, anima povera cantando te. E venidos os pastores incantados creno cre, e a cosa il risplendore s'appunta all'estroso re. Gloria, gloria, cantano in cielo, luoghi dos angelos pros alture, paga e vittoria salvano il cielo, anima povera canta pro te. Gloria, gloria, cantano in cielo, luoghi dos angelos pros alture, paga e vittoria salvano il cielo, anima povera canta pro te. Dunque da Torrauso a Domu de Sandra Liga, è stata cosa bella noi a Semini, ma poi tu a torrai su Masu o in Germania? Come ti funziona? Tu sei sempre cambiato di domo, tu, Sì, ora adesso di adesso. Sì, una domo in Sardegna Da da Depitè, deputani, sì, sì. da vengo medota, sa, un po' concerto sicuro. E Moise mi devo trasferire su Masu. Torra Sagoni. Io vivo in Germania, però commenti Come si dice questa città di Balingen. 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 Se accanto a Stoccarda. Ah, cade soccata. E dunque se noi a Torra Inguni sei in Sumasu a Domodù, a Do- volte se eh, nasce a voita- Castello, però voita- ha sempre vivo in Sumasu, dunque Sì, sarere un mio è Toto Masesu. tutto maseso, Toto no, Masesu. babbo mio perché do Ogliastrino, Ah. perché do dessa zona, de questa zona, però da sapati del mamma e tutti i parentesi punti. Mario Liga, sa, Babbo 2 è stato un vero attivo in sul mondo del suo folklore, infatti Sì. è un babbo del suo folklore e tutto, dunque sei una persona di importo umano, per questo mondo che noi teniamo stimato mera. Ma poi tu, in Germania, sei in parenti, teni scienti, manno, molti parenti italiani, ma se si scrivendi canzoni, siccome adesso si relata con sa musica, se si ancora scrivendi canzoni o invece continua a elaborare altre cose, come te sa vita tua in sa musica? Io uso sempre, naturalmente, uso sempre in sa musica, se scrivendi alcuna cosa di nuovo,
ha scritto pure una canzone a proposito, una canzone religiosa che ha cantato a Sant'Adi, poi non sa questionare, e faccio studio, sono sempre imparando pure questa tradizione, perché c'è sempre da imparare, Certo. cosa nuova, cosa beccia o antica de torrai a muricare in un Muricare, vago sì, sì. e poi quando c'è da organizzare cose di musica ci sono sempre. No, ma c'è prima io questionavo de compilation e tutto quanto, poi c'è un altro ballo in Portomanno che ha fatto in Germania, questo cantus europeus. Sì, c'è stato un grande progetto europeo. E anticiperavo a tu un canto sì, in hanno fatto cantus poi spippius, canto poi spippius de tutta Europa. Una cosa mera bella e quindi manti scioperao, mantinao che volevamo fare uno o due brani per questo CD e dice da puva. E questa cosa bella è sul serio che quando dobbiamo registrare Funti Benius, Vanni Masala e Andrea Piso di piantavai un concerto in questa zona e in sada punao Yamadepi cantai a voce sola ma che vosaltri tenete un po' di tempo e in sada su fatto con Launetta Organetto sì, cosa bella, è stata una cosa ma è stato dicevo e poi un Andrea un Vanni da balla sempre tu a questionato de Sant'Adi, sanno passato 2018, dunque ormai sono sul 2020, potevano essere 2 anni, ma non funti 2, questa fiata nel mese di agosto del sanno passato, adesso 2018, si proprio cantato tutta missa dessa Goglia Maureddina. E dunque si è fatto... Mi serviva su santo, un santo dovevamo fare in Campitaneso. Da uno due sciu che non esiste, da non ti conosco, insomma mi sonara, dopo o lo fai che una cosa vedo particolare e di ahí ci ha fatto questo canto nuovo che è un santo questa messa. Bene, e ascoltavo anche una cosa proprio questa che si narra, questa animazione liturgica, proprio questa Goglia Maureddina, è una Goglia di Adero, si sposo e tutto canto, e Sandra ha cantato in vestimenta tradizionale, dunque è bella questa cosa, che lui è tutto, se nasce artisticamente in suo gruppo e in suo coro, polifonico sul maso, però sa tradizioni del suo vestire sardo non da tengo sperdia, sempre e moi pure continuo a comprare a mi cosire cosa ma anche non mi serve non ti faccio però Bieuso e in cui mi pare che ci via da Massimo Perra e Daniele Cucco sì, e dunque ti ascoltavo su uno canto minuto su de cosa bella Non potrò riposare amore coro pensando a te donzi momento noi stesi in tristura bramo
Sare io tu sasana, zagonare, milli portas a sorai, volau, proven menessi broti, salutare, satera cosa non nota, isare, proven menessi broti, salutare, satera cosa non avvisare. Se su sole chi illumina savie, chi nasce su manzano in soriente, Vesuvio ridu candidu, che nie sempre in su coro meu ses presente, amore meu, amore, vive senza amargura e né dolore. Assicuro che ti è solo bramo, cantamo forte t'amo. Dunque, tornavo su a domu di Sandra Liga, se io contavo qualche cosa bella, ma prima di tutto io ascoltavo uno canto su de Sandra, ne ascoltai ancora e sapere da alcun'altra registrazione, ma dove pensendi ai luoghi dove sei andata tu, che andavano insomma in tutto il mondo, ma c'è stato pure in America sei andata una volta, sa tu? Sì, sono andata a Merabottas, a parte Los Angeles dove sono già in now, un altro luogo bello è stato New York, eravamo su Columbus Day. Ah, bello. E la prima volta che ci era questa delegazione in questa Sardegna. Volta ci andano Ogni anno una ogni anno regione delegazioni differente, di altri luoghi dell'Italia, ma questa volta ci era pure la Sardegna e poi c'è stato questo concerto e noi so cantavo, ci via una varica di ballerini pure del suo gruppo di Sesto. Quindi hai fatto proprio uno spettacolo completo, Sì, canzoni e basta. ed io cantavo. No, Sandra, e invece lui che ha fatto di Adero su concerto su ogni allogo, e invece questo concorso musicale, sì, lui non ha mai fatto, ha mai partecipato, ha vinto qualcuna cosa, si è partecipato, come intesse questa relazione cosa tua con questo mondo? Il concorso non è che mi piace a me, non sapere, però dopo ho fatto uno in Fivizzano, Toscana, e poi a Naronna ho vinto il suo primo premio. Ma tu tenevi su noi, o tu si calica un domo, scaresci? No, tu tengo un domo del babbo, cosa sua, non uscivo manco che le furrongoni da quella poi tengo un sacco di tengo me targas e cose, di donne a logo, a Sacabari sta depidendo, una stanza scetti poi ci vuole tutte queste cose. Non mi che devo gente dentro, quindi, e poi vi hanno pure, una conca dei pesci.
Poi su simbolo della città, di una cosa, Quindi, ma in Sardegna invece si non ha mai in Sardegna abbiamo partecipato. fatto a Sesto, Festival della canzone della sarda, canzone bello sarda. questo. In cui abbiamo vinto pure, ma non mi da ricordo proprio se sul secondo o sul terzo premio, non voglio È nato sul secondo, è il più bello. è su proprio. È su proprio. No, questa cosa bella è a partecipare in Sardegna e tutto, questa sul Festival della canzone sarda, io mi ricordo, o anni e anni dopo presentata di e tutto, però forse quando ha vinto lui, noi non ci vediamo ancora, questo lui mi pare che ha vinto sul 99, sull'ultimo Era anno. il primo, ha pure fatto il primo pure, se Forse primo in Zaviera vesti, se non mi da ricordo, in cui se non ci vediamo ancora a Deo, siamo arrivati quando ho fatto diretta televisiva, se tutto canto, e poi in diretta sei anche se arrivavo a me, può presentare, e poi scantando ha presentato Deo questo festival. Ha fatto pure a Silico, su primo del suo concerto con Maria Carta, che noi fanno ogni anno, e su primo vi era Silico e è stato bello mera questo. Bene, bene. Dunque, tornando su conto dei canzoni, dei concerti, su questo lui, ho visto prima questa animazione della missa della Goglia Maureddina, ma in noi abbiamo sapere una roghededdu, poi fatta con immagini, registrazioni, sono algo amatoriali, però sono molto belle, de viri e de intendi, in Pula. Questo lui a Pula ha stento una relata con Pula di adero su dei portumani, questo insegna a Stangunis, ha fatto corso su Ingunis e tutto. A Pula fiera su seconda bida con me, poi ha traballato come maestra scuola per me da anni. E dopo che per me Pula è come ti sa un'altra vita mia, certo. Tengo mera gente con nota e ha fatto questo bello concerto quest'estate passata. Sul 2019, dunque sei de pago. Non manti mai scaresce, non è sapere, ci diventa mera gente che ha conosciuto in questo tempo. Quindi ci vede Daniele Cucco, Massimo Perra, ma ci vede un percussionista, un bassista. Paolo Cocco, poi ci vede Jorg Mario Mio, Andrea Pisu, pure la Oneddas, scusa, Miri, molto dubbioso. dubbioso. E dunque sappiamo un scanto minuto su questa registrazione di Pula. Dunque, se vuoi ancora uno scanto minuto, Susanna, e poi già di lasciare un libro che te sono bene cose fai, lui fai il suo trasloco, dunque dopo impacchettare tutte le cose che biesi in noi. Non noi. ti volevo sostentare troppo, dunque, però non è un questionario, è una cosa bella a me,
in Portumanno che ha fatto un castello mera sanno Saoi, mi pare 2011, una cosa icci, e a 11 via da una bella rassegna in Basilica de Bonaria, Casinaraia femmina, so canti di donne, una cosa icci, e a 11 via Stadui, Antonella Ruggero, ci via Franca Masu che stettia ospiti Cosa Nostra, devo dedicare una puntata a Franca Masu e tu e tutto in questa occasione si ha scantato e via da una cosa di adero bella, emozionanti e tutto canto. Dunque, mascamenti mi piaceva a mandare a questionare di questa cosa pure. Detta se su scarescio, c'è una cosa che che non è un questionato, non è un now, ma ti ha da fare piacere a fare uscire agli spettatori nostri o se si è ricordato tutto? Sicuramente qualcosa si No, pruso di qualcuna si su scarescia, ma mo no, non ti dà non mi ricordo nulla. Dunque, tu hai cantato con un musicista di Dogna Calidari, bravo, e tutto canto, ma è un nominato Andrea Parodi, ma è bello nominare un'altra persona che ha accompagnato me, da Gemiliano Cabras. Gemiliano Cabras che si è rilassato, ma è stato per mezzo anni, ho lavorato in pari e ho fatto mera musica e mera esperienza musicale. È un grande musicista via da Gemiliano, però si è lasciato troppo pizzi, andarsi a verità. E dunque, de Sandra Liga si è contato che ha cominciato di Viciocchetda, dunque a 3-4 anni su che già cantando a pizza sul banco e poi un pancetto su de Sasilo cosa sua. E poi però a pago con Paolo Zicca ha cominciato ad intendere questa bella voce. E questa bella voce che po' tant'anni ha cantato e tenere ancora a me la gana di cantare, Sandra. Poi certo. sempre prendi progetto, manca sia sta atteso, però come te un nao, Dorras sempre e noi in Sardegna, infatti l'anno passato ha fatto un mera concerto, su noi io vi Ciampitta, io vi Pula, io vi l'anno passato ancora Sant'Adi, Sagoia Maureddina, e poi accabai questa regionata nostra, devo ma voglio mandare un'altra cosa che forse a tu ti fa piacere in me, dopo la sala Savini, poi tu hai fatto, a cantare un Dognalogo, no, però quando si canta tanto forse c'è una emozioni particolari, come certo. questa De Pula, però quando hai cantato un Summaso, ha fatto un concerto proprio tutto cosa tua, live in Elmas, e dunque da questo concerto tutta minasa, che dice, mo dobbiamo pagare compare. Questa cosa bella che stiamo con sa gente, contenti cose che vianta comune a noi, contus dessa vita nostra, che punti mancare in mezzo a canzoni sicuro. Qualcuno di essi si può arrivare dei sprubeccios, si può riconoscere le cose cantate. E dunque, noi si salutai e musabiri questo concerto che ha fatto Sandra con ci via Jorg, ci via da Daniele Cucco, mi pare, insomma, Massimo Perra, Paolo Cocco e Andrea Pisu. Tutti gli amici musicisti bravi, che sempre che accompagnano uno scanto borta, si alternano, ma punti sempre gusto che sono con tui e dunque con questo si salutavo. Devo voluto grazie a Sandra Liga, poi non c'è, sta sempre in Germania, allora quando mancano non da poter attoviare, però mi ha fatto piacere di me la poi Sandra Liga ha fatto trasmissioni in videolina, mi ricordo in festa ci via sta Dogna Gira, Sardegna Canta ha fatto di adero meta, però è di me che non ti vediamo su televisione e dunque se mi vai a dire ci sono tornata in suo canale Sardo, noi abbiamo fatto nascere questo canale e a TV in su numero 172 su digitali terrestri e questionavo su delle cose sarda in sardo e questa è cosa bella mera.
si era più vai de pruso. Questa cosa più normale, questa cosa più normale, però... Finché stanno passando non ci via di una televisione sarda che stiano ad ansardo, ci via c'è uno scanto programma sognadanti che tutte televisioni mannasa che ci funti, Videolina, Sardegna 1, uno scanto altre ancora, dognadanti manda in un programma. Noi invece è un destino de vai scetti cosa sarda in sardo o cosa del suo mondo ma contata sia in minorias dell'invasa de atrazenia o de chi no del suo sardo cali si sia da salvataglianti poi tanto è vero che non si comprende sono consato su sardo e sardo e uso attoviao artista ristorante in Algheresu, in Logudoresu, in Barbaricino, in Campitanesu, in Diastrino, ogni cali si sia varianti della limba e questa limba è sempre una su sardo. Dunque grazie a me da Diadero, da Sandra Grazie Ligas, ai amici che si punti castiendi e ascoltendi di Naraus, a Domenico Ghibeni si fa i piacere, potete tornare con un altro artista e a regionare con Issu o con Issa ancora non uscivo chi adesso stasera che bene ma sicuro ci adesso che all'incontro e poi si ascoltavo si può salutare Sandra poi tornare grazie questo concerto che ha fatto in Summaso e non si vio Domenico a Sibiri in su monte si non mi dà una tie mi trunco carni vena intendi tu sconto schinanta cosa de no crei conto sposo bene in mano de dotto su poco due po' mei Marius a cantare e a me miro nore e a me miro na a voce manna su sole in cielo vedo tu Spantus promissas preguntati si gius chistioni si donda così tava in nulla sonori di corrite buca in del mar.